Sono due amici, uno alla Dario e l'altro alla Sef. Dario, addio, i suoi genitori hanno dato sempre dolce che voleva, lo hanno lasciato fare sempre dolce che voleva. Hanno dato e lasciato fare anche di più. Poi bene, lunedì al chiate, al va chiatare il suo amico che al chiam, che cominciava le Svizzere, si viluciava. E dice, tutto si scontento. E a me la vita non mi sa di nulla, tutto mi sa di nulla. E Zeffi dice, sapete ciò che è succeduto a mio pari? Sì che mio pari alle là de contessa, la contessa aveva un chian e era tutte a Vilide. E perché? E ha domandato mio pari, o hai il chian, ha detto, che non lo mangia. Aveva un chian sglonf come una bufole e non voleva mangiare questo chian, no? Poi bene, ha detto, signora contessa, salul, se è ul, ho proviato io, però ho vorrei portarlo via, die. La contessa, pur che guarissi il chian, si esprivade anche che voleva tan ben che mai. Sicché mio pare lo ha portato a chiesa il chian e per un bel po' di dì si è dato domeaghe. Quando Cristian è diventato avonde flap, ha fatto la prova mio pare e ha tirato un effetto di polente che l'ha chiappato a svolgere. Guarite il chian. Allora lo ha chiappato, lo ha portato alla de contesse e ha detto, alle guarite, e ha fatto anche lì la prova di effetto di polente. Contente la contessa, voleva pagarlo, no, signore contessa, la cura non ha costato nulla, ha detto mio pari. Sato Dario, ha detto Zeffa Dario, la cura non costa nulla. E se voi per caso conoscete qualche Dario, informailo che la cura non costa nulla. Buone giornate e buone vite.